Nella notte tra il 3 e il 4 giugno i carabinieri della compagnia di Caltanissetta sono stati chiamati a intervenire per un omicidio consumatosi in via San Cataldo, nel centro storico della città nissena, ai danni di un giovane pakistano. Le indagini condotte dai militari della sezione operativa del Norm di Caltanissetta e coadiuvati dal personale della stazione nissena e della sezione radiomobile hanno permesso di ricostruire l'intera vicenda di sangue, identificando 4 connazionali della vittima resisi responsabili dell'efferato delitto. Già poco dopo tempo dalla realizzazione dell'omicidio, i carabinieri di Caltanissetta erano riusciti a fermare i 2 componenti della banda che, per sottrarsi alla cattura, avevano provato a trovare rifugio dal loro connazionale residenti nei pressi di via San Cataldo. I militari dell'Arma, dopo aver sentito alcuni testimoni oculari, avevano anche individuato il palazzo e avevano fatto immediatamente irruzione. Vani sono stati i tentativi del fiancheggiatore arrestato per favoreggiamento personale di ritardare l'ingresso dei militari e di facilitare così la fuga dei 2 assassini. Da quel momento in poi i carabinieri del Nord, anche grazie alla collaborazione del personale specializzato nei rilevi dei tecnici del nucleo investigativo di Caltanissetta, hanno eseguito una serie di sopralluoghi nelle abitazioni dei fermati e sia in quella in cui si era consumato l'omicidio, rinvenendo occultato alla vista l'arma del delitto, cioè un coltello di 30 centimetri. Le indagini si sono quindi concentrate sulla ricerca di ulteriori della banda e in questo contesto preziosa è stata la collaborazione di testimoni e dalle immagini di videosorveglianza presenti in zona, dalle quali è stato possibile risalire così alla generalità degli altri 2 pakistani. L'attività di indagine ha permesso così di rintracciare un'abitazione di Canicattì in cui gli ultimi componenti della banda avevano verosimilmente trovato rifugio. Nel tardo pomeriggio del 4 giugno, quindi anche con l'appoggio dei militari dell'Arma della provincia di Agrigento, è scattato un ulteriore blitz. I 2 rei hanno provato una fuga immediatamente interrotta dai militari. Le 5 persone coinvolte, attualmente in custodia cautelare in carcere a Caltanissetta e ad Agrigento, compariranno davanti al GIP per l'udienza della convalida dei fermi.